Ore decisive in casa Acregas per la risposta asiatica ad un bivio il destino del club della città dei Templi. Il gruppo iraniano interessato a rilevare la società dopo essere stato ad Agrigento ed aver avviato i primi contatti sarebbe pronto per sciogliere il nodo. Nell'ambiente bianco-azzurro c'è cauto ottimismo anche tra la dirigenza, come confermano queste parole pronunciate ieri sera a tutto campo da Ernesto Russello, responsabile dell'area tecnica. Speriamo bene, è una cosa che ho sensazioni positive stavolta. Ecco, hanno dimostrato che sanno il fatto loro, che sicuramente non sarà un problema economico, solo giustamente vogliono un po' di tempo, lo vogliono, però gli abbiamo fatto capire pure, almeno io personalmente gli ho fatto capire la cosa più importante, che è un mese un pochettino particolare questo, quindi bisogna essere più veloci possibile, anche se non voglio fare pressioni, perché sapete che se questa società che vuole comprare vuole intervenire pure sul mercato, quindi bisogna arrivare un pochettino prima degli altri. Sul fronte mercato, dopo Sepe, destinazione Catanzaro, in partenza anche Bramati, che si allena già col Jazeera, squadra di Serie A maltese. Per il resto nessun movimento né in entrata né in uscita, in attesa di conoscere la decisione definitiva del gruppo iraniano. Ho un gruppo di ragazzi che purtroppo per mia abitudine mi ci affeziono. Io sono chiaro con loro e sono stato chiarissimo dentro lo spogliatoio. Chi è che ha volontà di andare via non lo posso fermare. C'è gente che ha 3-4 giocatori che hanno tanto mercato, eppure vogliono aspettare se migliorano le cose per risposare questa Acregas nuova che verrà.